Radio Luce presenta Diretta Studio. Il vostro intervento è gradito allo 04 23 56 77 44. Diretta Studio. Posso vedere se va il video un attimo? Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Studio. Ecco, per gli ascoltatori abituali di questa trasmissione, ecco un avviso subito all'inizio, ecco, non sarà come le solite. Ecco, noi la cominciamo, vediamo un po' cosa succede, speriamo di riuscire a terminarla e che il cielo ce la mandi buona, che cielo naturalmente sottolineo. Allora, perché ve lo dico? Perché sono con noi quelli che Wikipedia o Wikipedia definisce un gruppo musicale trevisano, Los Massadores, qui rappresentati da un applauso anche al pubblico, qui rappresentati da Matteo Guidolin o Guidolin. Ciao Matteo. Ciao Roberto e ciao cielo, come hai detto tu. Beh, bentornato, sei venuto un amico un paio di volte all'anno in Radio Luce. È una buona tradizione ormai. Direi. Allora, per la prima volta, e quindi brindisi, applauso del pubblico, è con noi anche Mauro Berti. Aspettavo 2 pasticcini sinceramente, ma tu mi confermi? Qualcosa, un prosecchetto. Vabbè, c'è una bottiglia d'acqua bella fresca. Grazie, fai i corni un po'. Tu mi confermi, Mauro, fai parte del Los Massadores? Sì, almeno. Benissimo. Se non mi hanno detto niente, ma teoria. Benissimo. Allora, Roberto al microfono, ma oggi ho 2 collaboratori d'eccezione. No, scusa, c'è anche Luca Giacomazzi qua con noi. Sì, appunto, volevo dire. È la prima volta che viene anche allora, lui. vai al microfono, Luca, vai al microfono. Buongiorno a tutti. Allora, lui La fisarmonica. Allora, perché vive a San Zenone, lui è Giampietro Pellizzari. Lui è Luca Giacomazzi, scusa. Sì, ma assomiglia a Giampietro però. E vive a Castelfranco Veneto. Aspetta, però è vero che assomiglia a Giampietro Pellizzari. Allora, mentre è qui in studio e la nostra receptionist, nonché centralinista, nonché lettrice di messaggini SMS di Facebook, eccetera, eccetera, Laura. Ciao Laura. Ciao, sono Laura, sono la sorella del direttore qui di Radio Luce. Vabbè, Laura. Ah, magna qua. Era una tresca Ma qua. ti ho detto di non dire queste cose per privé. Benvenuti a Radio Luce, Tutta un'impanatura, Tutta un'impanatura. Allora ragazzi, siete pronti e siete caldi? Sì, vorrei ricordarti una cosa, Roberto. Sì, vai. Che Adesso. per il rinnovo dell'abbonamento a La Madonna di Castelmonte, le coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN IT 87V 053 3663 7400 3522 1940 BIC BPP NIT 2P607 correntista Chiesa del Santuario della Beata Vergine di Castelmonte. Grazie. Scusa, Grazie. puoi ripetere, sono rimasto allo 0. No, io direi di 000003522. lo spegniamo, sì, abbassiamo il volume intanto, grazie. Allora ragazzi, grazie intanto per la promozione, avete tra le mani un mensile molto importante, quindi vi ringrazio anche per la citazione. Allora, ricordiamo al pubblico in ascolto, sia sulle frequenze che attraverso il web, Sull'internet. attraverso internet, che avete la possibilità durante tutto il programma di mandare messaggini SMS oppure di WhatsApp al 340 33 62 186. Avete la possibilità anche di scrivere sulla pagina ufficiale di Facebook di Radio Luce e avete la possibilità ovviamente poi di telefonarci anche in diretta. Ragazzi, No, ma magari la gente lavora. sì, vabbè, non tutti. Che uno può lasciare il posto di lavoro. Sì, infatti, Roberto. No, vabbè, ascolta, ma dal lavoro molti, nei posti di lavoro più aperti si ascolta anche la radio. A proposito di posti di lavoro, vorrei ricordare che il comitato di redazione del Il Cooperatore Paolino è composto da Castagnaro, Castronovo, Raimondo, Varo, Leoni e Baldini. No, dicevo io, Laura, non si può fare il programma veramente. E il direttore responsabile è Silvio Sassi, chiaramente. Noi li invitiamo a ben sempre, però alla fine non c'è, cioè noi vogliamo entrare nel core proprio del Los Massadores. Noi ce la facciamo.
se perdiamo tempo non ce la facciamo entrare nel core, capisci? Entra pure nel core, però nel frattempo. No, fermati, ti prego. Aspetta, fermo lì, Matteo, ascolta, io prego, come si chiama? Luca Giacomazzi? Luca Giacomazzi, allora di qualcosa. Sto facendo il corso di fisarmonica e sono rimasto al do. Però assomigli tanto a Gianpietro Pellizzari, cioè questa non me la levo questa cosa. Assomigli tanto a Gianpietro Pellizzari, scatenato fan dei Los. Ah, sì. Sai perché? Perché ha la stessa parrucca. Ah, ok. Allora, vogliamo salutare anche gli altri componenti della band, altrimenti poi si arrabbiano. Ma anche no, potevano venire. No, dai. Era per tutti. Esatto. No, ma dai, allora. No, non salutiamo proprio nessuno. Allora, parliamo solo di voi. Allora, Matteo Guidolin ai canti. Tu mi confermi che sei sempre il leader di Massadores? Leader massimo. Benissimo. Cioè, voglio dire, non sei stato spodestato dall'anno scorso. Benissimo. Matteo Berti, sei batterista Non esiste nessun Matteo Berti. Matteo Giacomazzi. Ho imposto il culto della personalità. Ma lo sapete che anche l'anno scorso era la stessa cosa, si chiamavano tutti Matteo, non so come mai, sempre che il leader, è la luce del leader. Mauro Berti, tu mi confermi di essere il batterista? Sì. Allora subito all'inizio, siccome abbiamo molti batteristi in ascolto, no? Quali sono i tuoi punti di riferimento? Allora, tra i batteristi più famosi, allora, Stefano Dorazio dei Pooh, Phil Collins, Bonzo, oppure Silvano Michetti dei Cugini di Campagna? Michetti! Quale batterista tra questi è un po' il tuo punto di riferimento? Guarda, vado un po' per capigliatura, Phil Collins, benissimo, sì, ok. Sì. Allora, io comincerei ricordando anche Dimitri, Andrea, Luca, Andrea lo dobbiamo fare assolutamente, poi anche gli altri, ovvero Andrea, Jacopo e altri Andrea, tantissimi Andrea. Hai visto che roba? Ok. È una scelta artistica. Ok, voi mandate sms, io aprirei facendovi ascoltare questo contributo audio della regia. Sentiamolo insieme. Eccolo qui, aspetta. Sì, ciao, Ennio da Casale sul Sile, provincia di Treviso. Niente, volevo dire che i Massadores mi fanno schifo e che stanno rovinando la musica in generale. Guarda, io spero che non vada più nessuno a vederli e che si trovino un lavoro. Ciao da Ennio, provincia di Treviso, viva l'heavy metal! Allora ragazzi, no, la domanda è già importante all'inizio, la telefonata di Ennio, appunto Ennio di Casale sul Sile, che avete messo alla fine della prima canzone dell'album Vanity Fair. Ecco, secondo voi, sono in tanti a pensarla come questo ragazzo? Sapevo avessimo un album che si chiama Vanity Fair. No, l'album si chiama È vero, si chiama ma voi non dovete beccarmi subito così, ecco. Allora, la telefonata alla fine della prima canzone dell'album, che si chiama Eden, appunto, ricordiamolo. Ecco, secondo voi sono in tanti a pensarla come questo ragazzo? Ma guarda, per rispondere, secondo me sì, ma ti rispondo con le parole sempiterne del come si chiama? Sempiterne, però. Il nuovo Ezzelino di novembre 2013. Ritorna molto attesa la seconda edizione della Natività sul Colle. Dopo il grande successo della prima edizione sul Col di Dante, Ornella, Deus ex machina dell'evento, che tra l'altro quasi è scritto Deus machina dell'evento, ci anticipa che le rappresentazioni del Presepe Vivente avranno luogo nei giorni 20, 22 e 29 dicembre presso il Col Molino. Benissimo, grazie. Allora, questa la risposta è stata esaustiva fino a un certo punto, ma temete la nascita di un movimento dei forconi anti-Massadores che blocchi tutta Vallà di Riese? La domanda voleva arrivare a questo. Ma speriamo che questa cosa nasca il più presto possibile, così le facciamo finita. Allora, la facciamo finita. Orchettoni contro i Benissimo. Allora, il titolo dell'album non è Vanity Fair, abbiamo capito, ma è Eden, bar trattoria con giardino ampio, piazzale per cami. Per cami, sì. Ecco, tutto si basa sull'ultima parola che hai detto, cami. È tutto un escamotage per stabilire una volta per tutte la reale declinazione plurale della parola camion, che è cami, per esempio, con due i, però noi per licenza poetica. C'è chi dice camions, c'è chi dice camioni, noi siamo convintissimi che cami sia giusto. Sì. Bene. Allora io direi di ascoltare la traccia che dà il titolo all'album, al vostro long plane. Posso chiamarlo long plane? Yeah, it's so cool. Ok, ma è uscito anche il vinile, per caso, solo il CD? È uscita la cassetta. È uscita l'audiocassetta. Benissimo. Ma prima la casa che mi tira, ma non sarà che pausa che basta che poi Senti che allegria che
questa musica, allegria e compagnia all'osteria. Guarda che fenomeni, quei che cantan, fa di me par piacer, chi se o qua venda. Quel sencino, il figlio del sarto, e canta ancora in banda dopo il terzo infarto. E se gade smentega, de tore a pastiglia, a soffemena vientorlo, fa cavarlo da bottiglia. Fatti lasso sacramento! Chi che non le piace la musica resta a metà, che sia un giovinotto non è dove opposta, dove spero un bianchetto un bottiglione, mora giornata se scurisse cantando in coro. Poi la la, poi la la. Allora, Radio Luce, diretta studio, ci sono Los Massadores, è iniziato il nostro viaggio all'interno del loro quinto CD, Eden. Io sto sparando un po' di notizie e titoli un po' a caso, quando sbaglio corrigetemi, mi raccomando. Allora, il titolo è Bar Se molto, se sbaglio mi corrigerei. Sì. Allora, Bar Eden dà il titolo, ecco, questa è la famosa, come dite voi che frequentate i grandi studi di incisione, la famosa title track. Se ti dici No, ho chiesto informazioni, certo. a Giacomazzi, me l'ha detto lui. Giacomazzi, Allora, il Bar Eden, che cos'è il Bar Eden? Allora, che cos'è? In realtà, anche perché fate riferimento a dei personaggi amanti di quel nettare che si chiama il buon vinello e non solo, insomma. Questa è una domanda di un'intensità, sì, di appunto. una profondità, di una profondezza, di una profondaggine, caro Perché Roberto. Roberto va a scavare nel profondo dei nostri animi. Effettivamente. Allora, esiste un Bar Eden, che ne so, a Vallà di Riese o dintorni? No, non esiste un Bar Eden. Il Bar Eden del nostro CD è un bar immaginario, che è un'allegoria di un bar che vuole rappresentare il paradiso terrestre, un eventuale paradiso terrestre con due progenitori quantomeno particolari, insomma. Abbiamo ascoltato infatti all'inizio il pezzo lancio, un pezzo veramente molto da blues, molto rock, sì, un pezzo proprio da, come dire, vetta delle classifiche, che era Adamo ed Ivo, e io ho una domanda sulla canzone Adamo ed Ivo, chiaramente, no? Allora è questa. Allora, chi di voi due o della band siamo in tre, c'è anche Luca. Sì. Ma qualcuno mi dice, guarda che è Gianpietro Pellizzari di San Zenone. Luca Giacomazzi. Vabbè, ok. E qualcuno mi dice, chi di voi tre, o anche degli altri della band, va ghiotto di mele cotte, di pomi cotti? Questa è la domanda poi sul pezzo Adamo ed Ivo, ecco. Chi di voi tre? È una domanda veramente impegnativa. Anche qui ha scavato tantissimo. Nel nostro io, ma personalmente non riesco a mangiare mele cotte, dette anche pomi cotti. Ma noi frutta e verdura ti dirò quasi niente. Sì, qualcun altro della band che sì. Luca? Mi sono divertito ai cacchi. Vabbè, quelli che legano la bocca. Bisogna. Sono dolci, ma poi. Esatto. Ma mi hai tolto. Beh sì, questo sì, grazie anche a Luca. Bene, stiamo entrando proprio davvero nel pianeta Los Massadores, in questo album che vi sta dando soddisfazioni, quest'ultimo album. Sinceramente no. Ecco, questo zero proprio. Assolutamente. Cioè, vi aspettavate qualcosa di più, un ritorno in termini anche di popolarità, insomma. Dopo aver venduto 2 milioni di copie, sinceramente speravamo quantomeno di fare un po' di più in Giappone. In Giappone abbiamo fatto 200.000 copie quest'anno, un tour di 15 date, ma sinceramente non siamo molto soddisfatti, insomma. 2 milioni e 3 speravamo qualcosa di più. No, vedete anche chi guarderà poi il video su YouTube, vede anche la faccia, ecco, speravate veramente di vedere qualcosa di più. Ma ragazzi, Radio Luce è qui apposta, no, veramente, siamo qui. Cosa, scusa, non ho capito. Ho riso perché hanno riso tutti, ma no, cioè, sapete che quando la band ha bisogno di incrementare le vendite del CD, e che cosa fa? Fa qualche passaggio in qualche radio importante. Esattamente. Ecco, quindi voi siete qui
non tanto per la nostra amicizia. No, infatti, no. Cioè, semplicemente per una marchetta Sì, natalizia. chiamiamola così. Allora, altro pezzo imperdibile dall'ultimo CD, Aiden dei Los Matadores. Prima lo ascoltiamo un pochettino e poi la domandona sul pezzo, perché la formula è questa, so che vi piace, vero? Ok, sentito, ragazzi. Non manca niente, vede da re che roba, quanta gente, che sei il signore, l'imprenditore, e il professore, e l'ignorante. E non sta senza l'indipendenza, è il partigiano deluso, è l'operaio, l'artigiano disilluso, è il porogrammo, partito il Mona, colpo del Cristo, e trova a posto, parti col Cristo, questa è la Vanity Fair, sta per, ma c'è la Y al posto della I. Questa è la traccia che apre Aiden, e a raccontarci il CD, ecco, lo dico per chi solo da poco si fosse messo in ascolto di Radio Luce, ci sono loro, Matteo Guidolin Canti, leggiamo direttamente dalla copertina del CD, ha detto i canti, no? Canti nel senso è una domanda, canti. No, ha detto i canti, e poi abbiamo Mauro Matteo Berti, ha detto la batteria, giusto? Esatto, Matteo Mauro. batteria AMC. Benissimo. Allora, la canzone, ancora un pezzo, leggo testualmente a chi mi ha fatto i testi. Allora, ancora un pezzo dedicato alla vostra terra dopo l'inno al Veneto. Entriamo in un clima un po' marzoliano. Metate in moto, vien farti un giro, che in testo posto Gesè el degheio. Allora, vogliamo spiegare al popolo che non conosce, non mastica il Veneto, il nostro caro dialetto, cos'è il degheio. Il degheio nasce da una parola. Parla il professor Matteo Guidolin. Ecco. Ti ringrazio tantissimo, Linus. Che onore, grazie. Linus Agostini. Bella, mi piace questa, Degheio, il termine tecnico è di degheio. Sono troppo vicino, sì. Sto parlando troppo forte. No, vabbè, okay, allora, tieniti quei 5 centimetri. 5 centimetri, a me piace aggredire il microfono. Degheio, se non sbaglio, dovrebbe derivare da una parola spagnola che si scrive deguello, che poi è una canzone, credo, in origine. Comunque sta ad indicare, andiamo a verificare su Wikipedia. dovrebbe essere così, però prendilo con le pinze della Befana. Comunque sta a significare il desio, confusione, come un purpurri ma anche un purparlé di... sì, non purpurri. Ecco. Ma in quanti vi hanno chiamato dopo questa canzone, insomma, per che ne so, chiedevi l'autorizzazione ad usarla per la promozione della regione del Veneto? Tante persone, ad esempio, hanno proprio debellato la nostra amicizia dopo questa canzone. Hanno debellato l'amicizia. Hanno rebellato la nostra amicizia. Comunque in effetti questa canzone è all'interno di uno spettacolo teatrale che sta girando in Veneto, Veneto, ma anche penso questa è vera, questa sì, questa è vera, del Teatro Stabile del Veneto, si chiama Siortita Paron lo spettacolo, ed fa parte della colonna sonora dello spettacolo. Allora, voi citate nella canzone Vanity Fair due formaggi, l'Asiago DOP e il Morlacco. Asiago DOP e Morlacco. L'ho capita adesso. No, l'ho capita adesso, veramente, ecco, ok. Grazie. No, perché effettivamente Roberto la faccia non sembri molto sveglio, no, però quando parli dai la dimostrazione di... Ok, Laura, vuoi ricordare intanto i numeri per gli sms? Comunque, posso dire una cosa, sì, Roberto? Sì, dimmi. Ascoltando prima la tua voce
prima di conoscerti dal vivo, avrei detto, cioè, secondo me avrei Aspetta, la registro dall'inizio e poi la metto magari come stacchetto della radio. Vai, allora attenzione, c'è Matteo Berti de Los Massadors che parla di Roberto di Radio Luce, vai. Esatto, mi sarei aspettato una faccia tipo Ridge Forrester, quello di Beautiful, e invece non ci assomiglia proprio per niente. No, meno male, no? Dico meno male. No, una voce bella profonda, eccetera, eccetera. Mi aspettavo, non so, un George Clooney di San Zenone, invece. Beh, il brizzolato c'è, l'occhialino. Tipo a chi potrei assomigliare? Io ho una faccia, però non vorrei scendere nella volgarità. No, scherzo. È Beppe Severnini, il giornalista. Hai un che di Beppe Severnini? È un grande. Sì, è anche secondo me. È anche tifoso dell'Inter, come me Beppe Severnini, tra l'altro. Sei tifoso dell'Inter? No. Grazie a tutti, no, ciao, l'ho detto, no, è stato un piacere essere qua con voi. No, tifoso dell'Inter e anche del San Zenone, ecco. Milita nel campionato. San Zenone Carinetese. San Zenone. Sono di società diverse. L'Ezzelina, si chiama Ezzelina, la formazione di San Zenone, sì. Voi invece calcio? Somiglia anche un po' a Giovanardi, se devo sì. Giovanardi smagrito, ma adesso inizio a vantarmi anche, no, grazie. Forse qua è meglio di no. No, sì, invece dico di sì. Ecco, questi paragoni, queste similitudini mi piacciono moltissimo. Scusa se ho espresso il mio pensiero, ma io devo sempre dire quello che penso. E anche un po', se mi permetti, Lucrezia Borgia. Sì. Leggermente. Laura, hai il numero per i contatti, così ricordiamo il numero SMS, il numero WhatsApp. Usate WhatsApp voi ragazzi? Benissimo. Anche Giacomazzi? Luca? Cos'è il WhatsApp? Ok, poi glielo spieghiamo, vai. Ok, allora vi do il numero di SMS che è il 340 3362 186 e per le telefonate lo 0423 56 7744. Grazie Laura. Tra poco apriamo anche le telefonate. È arrivato un messaggio. Leggiamo il volo, dai. Chi più? Tu sei più vecchio di Laura, giusto? Sì. Andavate d'accordo da bambini? No. No, no. Beh, posso immaginare. Lui è il classico fratello maggiore. Immagino, deve essere stato secchione. Fermati. Allora, si vede che eri secchione, Roberto. Si vede. Ma andiamo più a fondo di qui. Aspetta, lo chiudiamo. Adesso io vorrei aprire il microfono a Luca Giacomazzi e chiederlo veramente. È stato difficile crescere con Roberto, immagino. Siete gli unici due fratelli? No, ce n'è un altro. Un altro più grande o più piccolo? Più piccolo. Che si chiama? Franco. Lui è simpatico e assomiglia a Roberto? Lui è simpatico. Sai che chi potrebbe essere? Aspetta, a chi potrebbe assomigliare? Matteo Guidolin dei Los invece. Allora Luca Giacomazzi, puoi dire un attimo? Luca. Secondo Luca, vai. Tra i personaggi famosi, perché ovviamente poi gente famosa, c'è una persona a cui dicono assomigli proprio in maniera fortissima. Poi brividi. Dai. Lino Banfi. Beh, abbastanza. Abbastanza, no, comunque Luca. No, ma secondo Gianpietro Giacomazzi, posso chiamarti così? Gianpietro Giacomazzi. Beh, secondo te, cioè, un personaggio dello spettacolo famoso, cioè un personaggio famoso, Con la barba? Beh, visto che è dotato di barba. Con la barba. Secondo me assomiglia un po' a Ernesto Che Guevara. Un pochettino. Sì, è vero. Aspetta, tu invece, caro sì, non mi ricordo. Grazie, non vengo più qua comunque. Mauro Berti. Caro Mauro, senti, tu assomigli invece a quel grande vocione. Bravo, lo so. Dai, dillo tu. Pavarotti. No, quell'altro. Qual è il vocione? Mino Reitano. No, il vocione. Il vocione. Il vocione italiano. Mario Biondi. Mario Biondi, è vero? Ma ci assomigli tutti. Fatti vedere un po', ecco. Mauro Berti assomiglia veramente a... Forse sono io. Potrebbe anche essere. Laura, abbiamo il messaggino, lo leggiamo. Sì, abbiamo il messaggio. Ciao Roberto e ciao Los. Dove si può comprare il vostro DVD perché ormai il CD è consumà? Stefania e Emanuela da Carinati. Ma sinceramente noi sconsigliamo di acquistarlo perché a parte gli effetti collaterali,
veramente soldi buttati al vento, ma se proprio vorrete acquistarlo lo troverete al bar Diego Armando di Vallala, ne abbiamo ancora un po', gli altri li potete trovare presso la discarica di centro, come si chiama? Al card di Riese Pio X, dove abbiamo una buona scorta di... Sì, ovviamente uno deve star là secco, va a prendere della plastica, va a prendere del cartone, va a prendere, lo ricompone, diviso, chiaramente. Costa un po'. Ma questo famoso bar Diego Armando di Io sono amica, io ho messo mi piace su Facebook. Ma ieri sera c'era su sfide, uno speciale tra la sfida tra Pelé e Maradona, spettacolare. Scusate, ma a proposito del bar, cos'ha in comune col Bar Eden, questo bar? Beh, questa è un'ottima domanda, la risposta è niente. Ah, peccato, frequentazioni, dai. chiaramente. Ma perché? Perché? Peppe Severnini, ma perché? Perché è di Crema. Perché è di Crema, beh. Ah, perché è lombardo, è sì, di Crema. Vedi? Tu non lo sapevo, no, veramente di Crema? Sì, di Crema. Di Crema? Di Crema, bravo, si dice di Crema. Non si dice di Crema, eh. Loro dicono di Crema perché sono di Crema, però se non sei di Crema, sei di Crema. Mi è arrivata una domanda via foglia di carta. Via fax. Allora, Mauro Berti, sei anche tu di Vallà di Riese Pio X? Sì. Ok. Matteo, tu sei sempre a Vallà di Riese Pio X? Sì, però voglio dire una cosa, il paese che mi piace di più, quantomeno da scrivere, è Carainati di San Zenone degli Ezzelini. Bellissimo. Quanto lungo è? È il nome più lungo del mondo, che però può essere accorciato in Carinati. Sì, è vero. Oppure Carinato anche. Allora ragazzi, prima della pausa abbiamo preparato anche delle domande, quelle proprio importanti della trasmissione. So che voi ci tenete anche, no? Tantissimo, guarda. Allora, abbiamo chiesto a Sorrisi e Canzoni di mandarci delle domande fatte a personaggi famosi, eccetera, eccetera. E le giri a noi. Sì, le ricicliamo direttamente. Allora, una domanda fatta ai Pooh. Allora, se Fabio Fazio vi chiedesse di partecipare al Festival di Sanremo, cosa rispondereste? Fatta ai Pooh, ecco. Noi fondamentalmente siamo delle persone molto umili, infatti gli risponderemo: spereremo di vincere. Okay. Sempre fatta ai Pooh, dai vostri inizi cosa è cambiato nel vostro variegato pubblico? Questa è bella, fate i Pooh anche questa da Sorrisi e Canzoni. Mi rileggi la domanda, scusa. Dai vostri inizi, cosa è cambiato nel vostro variegato pubblico? I vostri inizi quando sono? Metà anni 2000 circa, un po' dopo. Bene, il primo concerto nostro è del 71. 71. Da Wikipedia non ci risulta questo però. Parlano di 2007. Forse non sarà aggiornata. Il 71 al Parco Lambro di Milano, con area PFM. Allora, cos'è cambiato nel vostro pubblico? Cosa è cambiato? Quantomeno spero la biancheria intima, perché dal primo concerto ad ora sono passati 5 anni, perché cava, metti, gira, ma alla fine sempre che è cambiato fondamentalmente. È rimasta comunque una, come si dice? Una massa. Una massa di uno zoccolo duro di persone che ci segue dall'inizio, però poi pian piano dicono che il pubblico vada anche scemando, qualcuno dice. I detrattori, ci seguo dall'inizio, i detrattori, va scemando. Allora, una domanda fatta a Michelle Hunziker, la posso fare? Molto bella. Allora, vi si vede in faccia che siete felici? L'hanno fatta a Michelle Hunziker quando era in dolce attesa. È una domanda legata alla nostra carriera musicale, alla nostra vita. Certo, no. A tutto. La carriera musicale sicuramente non ci lamentiamo. Personalmente non mi lamento neanche della mia vita, mi ritengo una persona serena quantomeno. Allora, rimpianti? Io sinceramente dopo essere uscito di galera, di Galliera avanzo di Galliera, ecco, la mia vita ha ripreso un po', mi sono un po' reintegrato. Allora, altra domanda fatta a Michelle Hunziker da Sorrisi e Canzoni. Certo, tra l'altro Luca Giacomanzi qua presente, assomiglia un po' a Michelle Hunziker. Diciamo appena svegliato però, ecco, prima del svegliato alle 4 di mattina. Prima del trucco. Allora, una domanda molto bella, no? È fatta a Michelle e potreste rispondere tutte e tre. Allora, avete dei rimpianti? Dai, va sul profondo. No, abbastanza. Rimpianti no, però ho degli impianti. Ho quello dentale.
No, ho un unico rimpianto a dire la verità. Quella volta che ho abbandonato nel 62 un quartetto di Liverpool, io suonavo la batteria prima di Pete Best. Sì, effettivamente. Quella volta, sinceramente, forse perché avevo avuto degli attriti con John e Paul per questo è un passaggio. Tu Mauro rimpianti? Tu Mauro? No, guarda, io sinceramente no, però so che Andrea Bosa, scusa, Matteo Bosa, l'unico rimpianto è che la volta che ha mangiato sul palco la testa di un pipistrello, so che se potesse tornare indietro non rifarebbe quell'errore, insomma. Bene, allora ragazzi, adesso time out. Ozzy Bosa. Ragazzi, time out per noi adesso. Ci offri un caffè, per favore, non mi hai offerto assolutamente. Tra poco vi offriremo. No, veramente. Niente, questa è acqua di rubinetto, si vede. Intanto noi siamo stati alla fonte. Che fonte è quella di che acqua? No, possiamo dire che acqua è esattamente. Panorama. No, non è cioè. Naturale. Sgorga, l'acqua sgorga. Dove sgorga esattamente? Naturalmente. Ma da qua a San Zenone, Abbiamo dell'acqua di qua fonte. Siamo noi, l'antica sorgente veniamo. Siamo andati a prendere l'acqua alla fonte. Spinea. Appunto, da Spinea di Riese Pio X. Spinea di Riese Pio X. Allora ragazzi, abbiamo un piccolo time out, allora abbiamo pausa caffè, oppure pausa cappuccino, torniamo tra un attimo. Allora, magari se Gianpietro Giacomazzi ci dice che lanciamo la pubblicità, vai Gianpietro, avvicinati al microfono, lancia la pubblicità tu Gianpietro. Dalla finestra. Siamo in diretta, no? Sì, siamo in diretta. Per parlare un politico. Vai, lancia la pubblicità alla tua maniera, vai. A voi regia. Ok, grazie. Le 11:34 minuti. No, che sei? Diretta studio. Looking for a place to go. We called some friends and asked for help. They say let's come to Veneto. I never heard about this place before, but finally I took the boat. When I arrived, I met an officer. He said, "Moro." Mama, bring me back to home. Find me a place I can go home. Che qua nessuno mi vuole. Mama, fammi tornare a casa. Mama, bring me back to home. Find me a place I can go home. Che qua nessuno mi vuole. A Diretta Studio uno dei più bei pezzi dell'ultimo CD, il quinto della serie dei Los Massadores, ospiti di Radio Luce nelle persone di Matteo Guidolini, il leader. Hai di quei gusti. Vabbè, lo so. Matteo Guidolini il leader e Mauro Berti il batterista. Allora, anche perché questa canzone vi proietta oltre Veneto e oltre confine, cantata in inglese, cantata in veneto e anche in italiano. Beh, sai, questa canzone è nata durante le nostre tournée in Africa. Eravamo. No, dillo e guarda il video, guarda la videocamera. Abbiamo gli occhi sinceri. No, sono un po' strabico. Okay. Poi non si capisce mai dove guarda. Allora, raccontaci della vostra tournée in Africa. Ma è stata molto interessante. In quale città siete? In quale paese, in quale città siete stati? Eravamo in Congo. Ok. E Matteo, la capitale del Congo è? No, appunto, che ci sono due. Aspetta, bisogna essere molto precisi. Congo, Brazzaville, perché c'è la Repubblica Democratica del Congo che ha Brazzaville, poi c'è il Congo che ha Kinshasa,
e l'altra capitale. Non andavi forti in geografia Los dei Massadori. No, io guarda, mi ricollego. No, non ricollegati, aspetta, fermati. ti puoi ricollegare tra poco, ti dispiace? No, casomai tienili ferma, tieni in caldo. Allora, anche perché gli ascoltatori possono mandare SMS e messaggi WhatsApp al 340 33 62 186 e poi potranno anche intervenire e salutare i loro beniamini, compreso Gianpietro Giacomazzi, che abbiamo capito è un incrocio tra il Giacomazzi dei Los e il Gianpietro Pellizzari di San Zeno. Tu sai tra l'altro che Brazzaville, la capitale del Congo, prende il nome da Brazza, che era un esploratore italiano, forse mi sembra più. Non ti credo, perché veramente tu sei uno che sa le cose, Matteo, leader dei Los. Io volevo chiedervi ragazzi, a proposito di questa canzone Promised Land, Terra Promessa, allora leggo sempre i testi. Ieri leggi Promised Land come Promised Land, non è che voce, Promised Land. Allora, un immigrato, il testo me l'ha scritto Maria De Filippi. Richard Gere. Allora attenzione, grazie Maria intanto. Un immigrato africano scopre che il Veneto non è la terra promessa, che credeva, e canta: mamma fammi tornare, casa che qua nessuno me vuole. Insomma, cosa avete voluto dire alla fin fine con questa canzone? Quello che abbiamo scritto. Sì, lo so. Mi sembra più so. chiaro. Ma di solito si chiede anche questo, perché perché non hai domande di non ho domande, capisci? Non sapevo cosa chiedere, Ma tutto si ricollega al nostro viaggio in Africa. Ma qui no, lo so, ma la domanda è, allora chi viene qui in Veneto a lavorare? Qui ci sono moltissimi immigrati, tantissimi, molti nei nostri paesi della Pedemontana rappresentano tipo, non so, il 15, anche 20% tra l'altro. Allora molti di loro si sono trovati bene. Sì. Ma voi dite che qualcuno quindi non si è trovato bene, ha nostalgia della propria terra, oppure il Veneto non è accogliente? La vostra non è questo, è che in un periodo di crisi come questo, la crisi c'è per tutti, c'è anche per chi è venuto qua a lavorare, lavora da molti anni in Veneto, per cui sta subendo le stesse difficoltà di chi qua è nato, comunque come nel caso di chi lavora, delle persone straniere che lavorano in Italia e comunque lo fanno in maniera onesta, legale e portando anche un beneficio al paese che li accoglie. Anche per loro comunque è un periodo difficile. Volevamo sottolineare come è successo. Questa canzone nasce dalla lettura di qualche articolo che diceva che c'era un movimento contrario, nel senso di riemigrazione verso i paesi natali dei vari emigrati. Natale che fra poco. Ecco, la domanda sorge spontanea. Allora, cosa hanno chiesto Los Massadores a Babbo Natale? Guarda, questa è una bellissima questa domanda, è bella, sì. E io ti rispondo questa non me l'ha preparata Maria De Filippi, mi è venuta anche spontanea. Io ho chiesto un interruptor de fuentes fantasma. Cuando este interruptor está encendido, activa una fuente fantasma para todas las entradas de micrófono, ¿no? Pero speriamo. Micrófonos de condensador, los que no usan baterías para ser usado en estos canales. Questo è un po' più o meno quello che è. Speriamo Babbo Natale ce l'abbia questa cosa. No, veramente. Nel dubbio ne abbiamo ordinati due, perché sì. Uno per me e uno per tu invece Mauro cos'hai? No, la stessa cosa sì, sperando magari esatto. E Gianpietro Giacomazzi dei Los invece cosa ha chiesto a Babbo Natale? Non ho sentito la Gianpietro Giacomazzi dei Los cosa ha chiesto a Babbo Natale? Che regalo, insomma, cosa? Molto sinceramente un lavoro. Ecco, no, questa è una cosa seria, un lavoro, perché una vita faccio un lavoro attualmente faccio il miceasso. Sì. Sì, non per tua volontà. E ne approfittiamo per salutare tutte le persone che stanno cercando lavoro e sfortunatamente, quindi magari sono a casa, sono in macchina e stanno ascoltando la trasmissione. Siete d'accordo, ragazzi? Assolutamente. Mentre potrebbero essere giustamente a lavorare. Ecco così. Allora, ragazzi, ho un'altra canzone, un'altra canzone del vostro. Di Vasco? No, sempre del vostro ultimo album, Long Plain Eden. Possiamo ascoltare qualcosa di Vasco prima? Casomai dopo, se ce la facciamo, che dite? Dopo? Allora, il cielo. Un'altra delle mie preferite è questa, che poi è preludio ad un'altra domandona. Senza neanche sapere cosa. Hai dei gusti pessimi.
che c'è il mio orto con te disi un dito in porto e il fatto col peneo, quei gombine a liveo, tutte robe già al posto, tutto netto, tutto giusto, ni piantata che son parte. Che vesto tutta me pensione, ma c'è una gran soddisfazione, non manca niente che c'è tutto. E se da mattina fino a sera che sto drio tutto di soggeoso da morire che lavoro so che mi che tegno pide me mogliere che come son l'allarme sento mai se per ciavarme e me insalata, pomodori, sucche verze, cavolfiori, guarda qua che succa te e passo i baracche bei. Se questo è l'importante non me ne frega niente, a gente fa quello che a voi che a me ne senti differente il mio orto. Hace tutta me passione. Questa si intitola Il me orto. Tu ce l'hai l'orto? Io ce l'ho l'orto. C'è tutte le gombine anche. Ma c'ho belle vanette. aspetta, c'ho 7-8 gombine. Ma dai, sì. con i tuoi zuccatelli. Sì, i pomodori, sai cosa? Quest'anno mi sono andati benissimo i pomodori Cirio. E a voi? Voi ce l'avete l'orto invece? Certo. No, io no, purtroppo. No, cioè tu ce l'hai veramente? Allora cosa coltivi in particolare? Com'è andata la stagione? Com'è andata la stagione? Ah, abbastanza bene, ti dirò. In particolare cosa? No, anche, Mauro? anch'io i cirio. Ho fatto tante di quelle conserva, guarda, che non so neanche dove metterla. Come fai la conserva? Allora, Matteo Berti dei LOS, allora, tu la fai con i tuoi colleghi innanzitutto cantanti o da solo la conserva? Con chi la prepara? Ma guarda che in realtà noi non siamo amici. Voi non vivete, la vita normale. Voi non vivete insieme? Odiamo, noi ci odiamo. Ah, ok, quindi non fate neanche la passata di pomodoro insieme? No, assolutamente no. Questo è triste. Tanto la passata di pomodoro, Comunque pomodorai. Per farti questa è modo comunque per fartela breve, sì. Allora comincio con una fresatina alla terra. Ok. No, ma no, un po' più breve se puoi, un po' più breve. Se puoi farla chiudo i leggermente. vasetti. Ok, bene, no, ottimo. Allora Io tra l'altro, se mi permetti Roberto, faccio una coltivazione particolare a chilometri zero. Tu ti vuoi riallacciare a qualcosa? No, è sempre il discorso dell'orto. Io coltivo piedi nel mio orto, ho un'ortopedia. Facciamo piedi, fettine, insomma, unghie. Sì, ma quest'anno sporco di quelle unghie. Però i piedi non fanno bene come la frutta e verdura, però, nell'alimentazione. Ma io li tengo più che altro per i funghi. Sai perché non fanno bene? Perché sono fatti con i piedi. Sì, no, anche questo è vero. Ma bella, la domanda, allora, la domanda sulla canzone molto bella dell'orto, scritta sempre da Maria Di Filippi o da uno dei suoi autori, chiaramente. Allora, la sorpresa di coltivare l'orto vicino ad una discarica. Non si capisce se è abusiva o no, è abusiva la discarica. Lo sai che Maria De Filippi non dorme assieme a Costanzo? Ma dai. Dormono in stanze separate. Serio? Anche tutti i voliveri. No, lo sapevo, sì. Lo sapevo. Allora, qualcuno di voi al pollice verde l'abbiamo già chiesto. Al di là dell'orto, qualcuno di voi ci mostra il pollice? Avete il pollice verde voi in No, generale? però ho l'indice nero perché sono stata martellata. Se vuoi fare, guarda. Benissimo. Abbiamo una domanda che è arrivata via Facebook. La leggiamo dopo o adesso? Anche adesso. Adesso, anche perché dopo allora, la vostra fan Chiara Farronato dice: allora, cos'è che vi emoziona quando siete sul palco e quale canzone preferite di più e quella no? Sono venuta a Bressanvido, grazie per l'emozione che mi avete dato. Allora, la canzone che ci piace di più non c'è. Perché non ci piace nessuna canzone che abbiamo scritto. Poi Matteo sul palco non so, io non vedo mai niente per lui. Personalmente mi emoziona tantissimo quando facciamo Pensiero dei Pooh. Sì, lo fate regolarmente nei vostri concerti. Vorrei chiedere a Gianpietro Giacomazzi. Gianpietro, tu che vai ai loro concerti, oltre che suonare, perché non si capisce bene, invece cosa dice? È vero? Cioè, fanno anche Pensiero dei Pooh? Bella questa. Allora attenzione, questa la cantiamo tutta, che dite? Matteo, Mauro, non so il testo. Dai, Che canzone? Dai, Pensiero. Non dirmi mai che stiamo stati a letto per un giorno intero. Gigi D'Alessio, questa è grande. Aria condizionata nel traffico che c'è. Gigi, ti vogliamo bene, Gigi. Allora ragazzi, un'altra canzone che mi è piaciuta tantissimo del vostro CD, davvero. L'ho ascoltata tutta anche stanotte, proprio. Una delle tue 12 preferite del CD.
No, le mie canzoni preferite del vostro CD ultimo sono 12. Ecco, esattamente, per la precisione. Buon gustato. Così. Ma questa qui, ragazzi, ve la consiglio, perché questa, come dire, è, io direi, ho trovato l'anima natalizia, l'anima dell'amo il mio prossimo come me stesso, come dice Severnini. Alba Chiara. No, non ce l'avete questa nel vostro CD. Voi nel vostro CD avete questa, sentite un po', questa canzone. Un po' bohemienne, sentite, vero? Sì, esatto. L'abbiamo scritta nel nostro tour francese. Immagino anche Jean Gabin, ecco, Edith Piaf Cabinet ad ispirarvi. Yes. A felicità se vivere così ogni giorno un tocco con tanto poco poco a cercare di andare avanti e imparare a fermarsi, a star quieti e sentarsi e parlare coi tuoi fioi. Oh, e voi per dei giorni e stessa gente, stessi impegni, stessi orari, niente di strano, sono altro di sul calendario. A felicità, una fetta d'inguria, la sera di sta. Con felicità o la felicità, ragazzi, ci siete? Ecco, siamo di nuovo in diretta con l'Os, ma sì, con l'Os. Sì, scusa un attimo, solo che sono al telefono con me. Sì, ciao mamma, guarda che non vengo a casa, sono qua in radio. No, non sta. Va buon? Sì, ciao, grazie. No, sono qua in radio, ascoltami. Ciao. Okay. Sì, prego. Okay. Ma che bello avere la mamma di Matteo che ci sta ascoltando. Come si chiama tua mamma, Matteo? Mamma Mirella. Mamma Mirella, che salutiamo. Lei è pentita. No. E sai come si chiama mio papà? Papà Mirella. Che carino. Sì, no, è un nome per tutti. È originale, ma è... Indovina come si chiama sua sorella? Si chiama Mirella? No. O Graziella? Milady. Ah, vabbè, perché no? Allora, ragazzi, veniamo invece sul vostro... Milady. No, ragazzi, allora, intanto una cosa. Allora, il pezzo, allora, sul libretto con il testo si intitola La felicità, mentre nella serie dei titoli dell'album si chiama Felicità. Allora, qual è il titolo esatto di questa? Sai che tu hai vinto un premio. Bravo. È stata fatta apposta questa cosa. Dai, per vedere chi si accorgeva. Mannaggia, oh. E tu te ne sei accorto, o sei un tipo accorto, bravo. Grazie mille. Un po' anche Stefano. No, questa canzone è tratta da una poesia già esistente che è di Romano Pascutto, infatti c'è anche scritto da qualche parte. Infatti dedicata proprio a Romano Pascutto. Chi era Romano Pascutto? È un grande poeta dialettale veneto, morto 10-15 anni fa, se non sbaglio. Mi dicono anche un partigiano, ecco, un ex partigiano. Mi dicono partigiano, poi è stato anche un uomo politico di San Stino di Livenza. Comunque per noi uno dei più grandi poeti dialettali veneti, sicuramente del Novecento quantomeno, e questa è una delle sue poesie più famose, La felicità, e ne abbiamo fatto una. Quindi testo integrale suo? No, il testo parte da una sua poesia che si chiama La felicità, prende spunto, poi c'è stata una nostra libera trasposizione. Quanto c'è invece dell'Albano e Romina di felicità e un panino con un bicchiere di vino? Questa domanda la farei, lo vedo che lui mi guarda seriamente, proprio a Matteo Mauro Berti, questa cosa. Anche questa è una domanda molto interessante. È intelligente, intelligentissima. anche, sì. In realtà la risposta non c'è. Perché averlo saputo prima avremmo fatto una riflessione anche su questo. È vero, no? Anche difficile rispondere così di prima acchito. Di petto. Così, ecco, quindi. Però la felicità è comunque una bella fetta d'anguria, giusto? Ecco. E quanto c'è di Gianpietro Giacomazzi in questa canzone? Gianpietro? Io volevo parlare di qualcos'altro. Allora Gianpietro, te stai attento? Era come a scuola, avevo una mia ex collega di scuola
Laura, ciao Laura. È tutto in famiglia anche questo, vedi? Cioè, Laura è la compagna di scuola di Gianpietro Giacomazzi Pellizzari. La mafia. No, Gianpietro, avanti scherzo, fa una domanda tu di qualcosa, chiedi tu qualcosa. Volevo solo ringraziare per la promozione del turismo in Grappa col video di Steccadente. Ah, che non ascolteremo per oggi. Non ascolteremo, no. Il video mostra tutti i posti del Grappa che quest'estate... Avvicinati Gianpietro. E quest'estate ho fatto molte escursioni con mio cognato in Grappa, e su per Lepre, su per Pertuso. Ma tu sai, Gianpietro, tra l'altro, che io ho fatto anch'io un'escursione quest'anno, sono passato dal caldo al freddo, ho fatto un'escursione termica. Ma è intelligente però, no? Lo dico a Mauro, cioè è leader non a caso, perché è intelligente, fa proprio queste connessioni anche scientifiche. Si fa escursioni termiche anche d'estate, da qua a Fa. È vero anche questo. Gianpietro, so che oggi per te è un giorno importante e particolare, volevi fare un ricordo anche in trasmissione, dai. Sono già passato anche a fare gli auguri a mio papà, che oggi avrebbe compiuto la bella età di 85 anni. Ecco, e magari ci sta ascoltando da lassù. Ecco, noi lo immaginiamo così. Allora, il popolo di Radio Luce adesso, se vuole, ma se non vuole meglio, credo, può anche intervenire via telefono, vero ragazzi, che dite? Preferiremo via fax, però. Sì, okay. Allora, se volete salutare, vediamo un po' a liberare il telefono, lo facciamo al volo, eccolo qua. Allora, se volete fare 2 chiacchiere con l'OS, far loro una domanda, portare un saluto, eccetera, eccetera, 0423 56 77 44, prendiamo la telefonata al volo, ma meglio di no, vero? Portare un saluto, magari anche 2 tramezzini. Sì, o anche portare un salume più che un saluto. No, vabbè. Ok, benissimo ragazzi, nel frattempo noi abbiamo altre domande davvero molto molto speciali che ci sono state inviate ovviamente dalla redazione di Sorrisi e Canzoni TV. Allora, questa domanda è stata fatta a Paola e Chiara, che voi conoscete, vero? Scusa, okay. Non serviva. Vabbè. Comunque sì, conosco. Ecco, prima dello scioglimento in particolare, ecco, il look rimane una rarità durante i concerti. Mi confermate questa cosa? Voglio un attimo riallacciarmi allo scioglimento di Paola e Chiara, perché anche noi avevamo un gruppo con loro, ci chiamavamo gli Iceberg, e poi ci siamo sciolti. Intelligente anche questa, eh? Ecco, sono le battute quasi di Alberto Angela, sai il figlio di Piero Angela? Si chiama Alberto? Sì. È un battutaro. E poi non ho mai capito una cosa, si chiama Alberto o si chiama Angela? Questa, ecco, tra i LOS c'è gente più intelligente, tipo il leader, appunto, Matteo, c'è gente un po' più scarsa, vabbè, ma è una colpa? No, forse una colpa? Del look, per favore. La domanda del look, sì. Allora, è nota la vostra attenzione per i particolari e il look, che rimane davvero una rarità. Ecco, cosa ci dite a riguardo? Non ho capito niente della domanda, però il look ce lo fa, abbiamo un nostro stilista che si chiama Luke Giacomazzi, che ci segue il look, e a proposito di questo ci darà 2 parole. Vai Luke. Grazie, no, grazie mille, grazie, no, già. 1, 2 parole. Ok, allora, domanda fatta a Moreno, vincitore di Amici. Voi seguite Amici, ragazzi? Ok, ma come fate a trovare tutta questa energia? Beh, noi abbiamo un contratto con Surgenia. A ottobre ho pagato 112 euro di 112 euro? Mauro, 112 euro? No, ma dicono una cosa, 112 euro di energia. Ma dicono che faccia degli sconti, però anche, cioè. Adesso io non so, perché mi vengono anche a casa gli uomini di Enel Energia, Enel, io non so, sono tutti. Allora, una domanda fatta, intanto stanno accogliendo gli ascoltatori, invito a non chiamare ma mandarci solo fax. Sì, anche, ecco, perché di non venire qua, perché come diceva la famosa canzone, tra le mani non ho niente, spero che mi accogliera. Bella questa, è bellissima. Allora, prima di salutarci volevo... Se mi accogli, mio signore, altro non ti chiederò. Bella questa. Per sempre la mia strada resterà nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Bravi! Thank you people, thank you, on Black Sabbath, thank you.
fatta a Radio Luce sotto Natale è davvero una Live chicca. dei Black Sabbath. Era il cavallo di battaglia di Don Asdrubale. Bellissima. Allora ragazzi, prima di salutarci vorremmo capire che cosa vedete oggi intorno a voi. Domanda fatta a Marco Mengoni da Sorrisi e Beh, Canzoni. guarda, vedo un mazzo di girasoli, girafiori, vabbè. Questa è la pena, posso dire, la pena del contrappasso. Tu all'inizio della trasmissione mi corrigevi, io sbagliavo sempre. Adesso siamo noi a corriggere te, vedi? La pena del... Pazzesco. Cioè, questo è Non so se dormirò stanotte. Ma cosa vedete intorno a voi, a parte gli scherzi? Tu cosa vedi, Matteo, intorno a te? In che senso, scusami? Potresti non c'è. dare un'idea più chiara della c'è. domanda? Questa Cosa domanda vedi intorno non a me a livello musicale? Non a deve livello essere vitale? spiegata. In generale, cosa vedi intorno a te, Matteo, dei Los Masadores? Vedo una grande energia, la voglia di andare avanti, la voglia di reagire, la voglia di continuare a sperare, la voglia di essere Bella, bellissima. uno di voi. Bellissimo. Allora, una domanda fatta a Renato Zero. Posso farla? Girarla a voi direttamente? Sì. A Roma. No, sai quella domanda che io avrei sempre voluto fare a Renato Zero? Qual è? Ma tu sei un numero positivo o un numero negativo? Questa io ci arrivo veramente. E Ci arrivo. perché? Non guardare a me, non ho ancora capito. Perché Io devo ancora. un numero alla 0 dà sempre 1? È che non è. Cioè, sono cose veramente forti. Cosa avevi in matematica a scuola, Matteo dei Los? Beh, avevo un libro, un quaderno. No, era un secchione. Era un trasportarlo. secchione, anche tu eri un secchione a scuola, però. Un secchione, ma di quelli. non, di quelli non andavo malissimo. Per secchione, ma di matematica, gli quelli- ultimi 2 anni di liceo sono Però, stati duri. aspetta Laura, cioè secondo te Matteo dei Los era un secchione ma di quelli un po' fighi, sai, quelli che non studiavano, ma le cose le sapevano. No, un po', scusa. Laura, Quelli figli proprio. secondo te com'era Matteo a scuola? Non avevo più idea. Ah, ok. Sì, ma non tipo. Sì, Ecco, diciamo che fra i due secchioni, fra te e Matteo, probabilmente Matteo era più umano come secchione. no, Sì, ma uno, anche perché io non Come ero fidanzato- secchione. come- No, ecco. io non ero nella categoria dei secchioni. Sì, cioè, sì. ho sempre portato a casa la mia si promozione dice così. tranquilla, ma Sì. non mai un secchione. Voi Tu eri artisti- secchione, ma No, si è vero, vede la no. fa. Voi Cioè, artisti dai, dite così per così. cosa sei uscito dalla maturità? Ma vedi, ho preso 46, vedi? Non era secchioni. Pensavo più secchione. Vedi? Quindi è una Però lei saccente, è una eh? no, Saputello. assolutamente no. Saputello. No. Invece Diciamo che non gli è mai andato giù, che io alle medie ho preso ottimo come lui. ma non più Laura, che sarebbe? Cioè non ti invito più. Laura, prossima intervista di Massa Rosa. Ma tu sai che adesso i voti li danno a scuola, alle medie, non li danno più buono, ottimo, li danno cioè, se fai tanto ti danno ottimo. Questa era bella, l'ho capita Questa era bellissima. Ma tu Mauro Berti tra l'altro è il cognome anche del mio giocatore preferito Nicola Berti. dell'Inter degli anni 90, grande Giusti, Nicola. proprio bravo. Grande Nicola. Senti, ma tu a Ah, scuola... il giocatore dell'Inter Orienta? Sì. No, Nicola Orienta appunto. Berti. Come andavi a scuola tu invece? Non so, ho fatto le medie io. Non ho mai piaciuto andare a scuola. Ho fatto le medie e basta, poi sono andato a lavorare. Io già andavo in corriera. Allora, siamo in chiusura perché Matteo mi ha detto che deve andare via prestissimo, vero? Quindi Purtroppo sì. siamo Addio, proprio lì. addio. Bisogna pur lavorare a questo mondo. Siamo agli sgoccioli della trasmissione e veramente mi congratulo con il pubblico di Radio Luce appunto che non vuole partecipare. non vuole ci salutarvi, congratoliamo. non vuole assolutamente Veramente. salutarvi e mi piace perché il pubblico che risponde agli artisti in studio, cioè voglio dire è sulla stessa linea, cioè voi non volete che il pubblico Però se a me è arrivato un messaggio del pubblico da casa, se No, aspetta, lo leggi dopo. no, sul serio, ci tengo. Leggi- No, ma se- Roberto, no. Sì. Il messaggio è questo qua del pubblico a casa: 3 cipolle, 4 scatole di latte, una confezione di La Simmental. tua signora che ti ha chiesto di fare la spesa, questa qui. Allora, Renato Zero, a Roma, la domanda era questa per Renato Zero. A Roma essere amati come Renato Zero può causare qualche problema pratico-logistico? Com'è? Io la giro a voi. Per voi a Riese essere amati come Los Masadores vi crea qualche problema logistico? No, a Roma sì però. Andare a Roma per noi è sempre un problema. Allora, abbiamo una domanda e io non la prenderei perché non è carino che gli ascoltatori, mentre voi li invitate a non chiamare, ci chiamino, ma proviamo lo stesso. Sentiamo. Pronto? Sentiamo chi è in diretta con l'os. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Come fate a dire che nessuno vi chiama? Ma No. non è bello ascoltarvi? A loro non vogliono essere chiamati. Tu come ti chiami? No, ma guarda Tu che- come ti chiami, ascoltatrice? Come ti chiami? Maria dal Tivoli. Dal Tivoli. Maria, Ciao Maria! Ciao, ascolta, guarda, Come ne Nemo. ho comprate di cassette quando siete venuti al Tivoli e non ho potuto vedervi. Beh, ma
Immagino. Non si è perso niente, signora. Una cosa, e dopo vi ho visto meglio per televisione, allora immaginate voi quanta gente c'era in agosto. Ma cosa ho avuto che ti dica, Maria? Ma come sei a casa? Tutto bene? Se no si è affandata. Infatti, con i nostri dolori dighe. I dolori, i pagamenti, tutta una roba che va attorno. Amen. Ecco. Maria, vengo te che è aiuto in realtà che altro. Sì. Se mi manca aiuto chi va a pagare quel che viene da pagare. Sono d'accordo. Dai, sei una battua. Maria, salutami Regina Cornaro. Sì, dai. Un bacio, un struccone, buon Natale. Grazie della Regina Cornaro. Grazie Maria. Vi saluto. Ciao Maria, un bacione. In continuazione. Altrettanto. A Giuseppina Castelfranco saluto. Guarda che te che l'acqua sul fuoco, che il tuo uomo arriva a casa ormai. No, Gollum magari. Orco cane, guarda che te l'acqua sul fuoco. De Massani che manca. Orco. No. Sono da sola. Ciao Maria. Ciao. E ora un abbraccio. Un abbraccio, grazie Buona Maria. continuazione, ciao. Grazie a Maria per questa telefonata. Ragazzi, ci siete? Sì, benissimo. No, silenzio. Benissimo. Ok. Allora c'è anche. Siamo alla fine. Come si dice Altivole in Veneto? La sanno. Questa cosa la sanno. Ragazzi, abbiamo il domandone finale perché Matteo deve andare via a -10 a mezzogiorno, tu vero? Sì. No, aspetta, ultima Matteo, fermo lì, dai, facciamo la domandona finale. Allora, questa domanda è stata fatta da Sorrisi e Canzoni TV a Michael Bublé. Ok. Allora, voi avete venduto 40 milioni di dischi, eppure un anno fa nella vostra autobiografia avete scritto di non sentirsi arrivati. Ecco, voi non vi sentite arrivati. Ne siete ancora convinti? Beh, sicuramente, perché mia mamma aveva provato a chiamarmi 15 volte perché alla pasta già. Non siete arrivati, quindi nonostante. L'avete scritto però nella vostra autobiografia che. Noi abbiamo scritto che non siamo arrivati. Sicuramente non siamo arrivati da nessuna parte. Sono d'accordissimo. Che nonostante i 40 milioni di dischi venduti non vi sentite arrivati. Roberto, siamo precisi, ne abbiamo venduti 37, adesso non vogliamo auto-incensare. 37 proprio. 37. 37. No, milioni, migliaia. 37. Mamme, nonne. Allora, dove sarete al prossimo concerto? Dove siete? Così veniamo a salutarvi. La prossima data, tenevo tantissimo a dirlo, è il 18 dicembre, domani. Dove siete domani? No, è la prossima data. Questa è bella. No, prendiamo l'ultima telefonata perché adesso. Capodanno, saremo a Capodanno a suonare. Ma siete in piazza o siete in qualche posto? No, siamo in un locale della zona dell'Alto Padovano. No, ok, non facciamo pubblicità. No, non facciamo pubblicità. Ragazzi, adesso a voi un saluto finale, dai, alla vostra maniera. No, un augurio tipicamente natalizio, direi, a seppur che il mondo dica roba più bella resta sempre. Questa l'avete fatta anche l'anno scorso, però no, un'altra. No, ragazzi, fermo, Matteo. È il nostro cavallo di battaglia. Rimettiti la cuffia, dobbiamo fare una di nuova. No, dobbiamo fare una battuta finale nuova e questa l'abbiamo fatta l'anno scorso. Scusate, ma battuta nuova. Un cavallo entra in un bar e il barista che fa: come mai che il muso lungo? E tanti auguri! Mi sento solo. Allora, grazie a Los Massadores, ovvero Matteo Guidolin, poi avevamo con noi anche Mauro Berti, un grazie anche a Gianpietro Giacomazzi. Ciao Gianpietro! Detto Pellizzari, detto Pellizzari. Laura, un saluto che è a parte tua, Laura. Vai. Ciao a tutti, grazie. Aspetta, vai Laura, ripeti. Ciao Grazie, a tutti. grazie. Saluto a tutti. Grazie a tutti, era una puntata davvero, come dire, pazzesca di diretta studio. È successo tutto. Grazie a tutti per l'ascolto e la partecipazione. Diretta studio torna naturalmente la prossima settimana. Ciao a tutti.